Ben ritrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. Operazione di salvataggio in corso da parte di una motovedetta della Guardia Costiera italiana partita dal porto di Pozzallo per effettuare un'operazione di salvataggio in mare nei confronti di diversi migranti. Gli stranieri sono stati segnalati a circa 130 miglia nautiche dal porto situato nella provincia di Ragusa. Potrebbe trattarsi del barcone con circa 500 persone precedentemente segnalato dal servizio di soccorso Alarm Phone. Le prefetture delle province di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina sono state informate in anticipo per organizzare l'accoglienza dei migranti. Si stima che circa 150 stranieri saranno trasferiti a Pozzallo durante la serata di oggi. 2 arresti, 5 indagati, 685 persone controllate, 169 bagagli ispezionati, 112 agenti impegnati in 57 scali ferroviari della Sicilia. È il bilancio dei risultati conseguiti dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Sicilia durante la seconda giornata dell'anno dedicata all'operazione Stazioni Sicure. A Catania i poliziotti hanno arrestato 2 catanesi pluripregiudicati che avevano rubato 120 metri di cavi di rame nascondendolo in un'auto risultata rubata. Sempre nel capoluogo etneo è stato denunciato in stato di libertà un automobilista perché trovato sprovvisto di patente di guida. Lieto fine per una donna e i suoi 2 gemellini. La 43enne è stata colpita da una malattia rara poco prima della fine della gravidanza, a seguito della quale a Palermo ha dato alla luce 2 gemelli. Nonostante le complicazioni dovute al sopraggiungere della patologia, mamma e figli sono stati salvati all'ospedale civico. L'allarme sarebbe scattato dopo che la neomamma si sarebbe recata al pronto soccorso per alcuni accertamenti che hanno fatto emergere una situazione clinica decisamente delicata. I medici hanno deciso quindi di anticipare la nascita dei 2 gemelli, un maschietto e una femminuccia. La donna invece è stata curata con un farmaco che è riuscito a salvarle la vita. La Sicilia è a un passo dalla primavera, lo dimostrano le giornate soleggiate e l'aumento delle temperature che negli ultimi giorni stanno offrendo un barlume di speranza ai siciliani che dopo un inverno decisamente alternativo e complesso vedono finalmente la luce in fondo al tunnel. Nella giornata di domani, sabato 11 marzo, il sole continuerà a splendere su gran parte della regione. È per questo che la Protezione Civile regionale non ha diramato alcuna allerta meteo. Questa era l'ultima notizia, il TG Flash ritorna domani mattina con nuovi aggiornamenti alle ore 10. Grazie per averci seguito e buona serata.